dove partiamo intanto? Allora, siamo al 22° capitolo e allora voi ricorderete che il nostro Pinocchio, dopo essere stato in prigione, è risalito da via Borgo Palazzo, ha preso via Torretta, vi faccio sempre uno spaccato di vita bergamasca, È risalito da via Torretta, ha raggiunto il ponte di Borgo Santa Caterina, ha girato verso via San Tommaso e ha preso la noca e a un certo punto si è buttato in un campo perché aveva tanto desiderio di mangiare un po' d'uva, quindi in qualche modo di setarsi e di saziarsi. Però ovviamente è stato trovato dal contadino, il quale contadino gli ha detto: va bene, a questo punto per punizione tu farai la parte del mio cane che è morto stamattina. E così è. Pinocchio, dopo aver pianto un po' per la situazione terribile nella quale si era messo, si infila nel casottino del cane e comincia a dormire. Capitolo 22, capitolo 22. Pinocchio il trova i lader e come premio il vede sliberato. L'era zamode più di un'ora che ronca quando verso mezzanotte Gheparidde sentirem come il cicciulà de usine proprio in banda al casotto. Abbiamo disconnesso Antonella Maraglino? No, noi no. No. Al medde fo la punta del nas e la est quater bestiole chi paria gaccio. Ma iera mia gaccio, iera benole. Iera enide a circana qua belle polastrelle suene, de fa dete una spansada. E magari, de sa che iera dre, de bivzo anche per de perché che è la urche ai benole e ai fui, che piace de mat. Vi ricordate che i benole sono le donnole e i fui sono le faine, ma il nostro Matteo è andato troppo avanti, credo. No? Che piace, benissimo. Per queste bestiole, la che va per fare Pinocchio e la che dice: ciao ne te Ugo, te sommi a Lugo me ne, e chi saresse talura, o il Pinocchio, e cosa faresse che? Folcare guardia. Poteva a Lugo un duel, potale morti stamattina, ma noi non vedo più. Ma doi pori all'era pobù, però ardati in cera, te me pare mie cattivni a te come cane, ma sono io il camine, e chi sei talura? Sono giupì, e te fe cade guardia, se per castigo. Ma adesso riada che me, e se te foste scontrat che re faccio con Lugo, te dere come te se troi be, e che de corde saresse. Arda, Notre invecchiò una volta alla settimana a spassare il poler de noce. Che bello questo spassare il poler, proprio spazzolarlo, nel senso di portare via tutto. An roba hot poie. Set mi mangia nutre e non te la regala a te. Te però te che le fa parire dormì e bormia, se no col contadì al sedesda e ciao. E Lugo fa lì se propriamente ai se, e se sempre in daci benoni te dorma più quiet e te dere che domani mattina te se troi che la polastrella siamo bella pelata e per la colazione, se capisci? O te che? E il Pinocchio l'ha menato il coper di adesso deri oltre come le stroccia. I quattro benole detti del poler e del vida cui dece isanfì la porta de fe, case si messa il pore, ma gli facci in te gnacca palpale che la portina la tornata serà de colpi. A serala l'era stato il Pinocchio, che per sicurezza l'era metti de nac anche il quadrello de preda. E dopo usò a bor, proprio come il fedele si staccio, più cade guardia. O il contadino salta fuori del lecce, ecco Shopping di malghe domanda: seghette da fuoco melloi, che i lader. Allora noi lo diciamo in bergamasco che lei da fuoco melloi e vogliamo dire due cose. Uno, ricordiamo Duilio Loi, che però ai tempi di Pinocchio non c'era, quindi era la seconda opzione per loro. Per noi lo diciamo spesso, a da fuoco melloi. Uno era Duilio Loi, che era un famoso pugile che dava cazzotti a tutti, quindi da fuoco melloi vuol dire proprio fare piazza pulita di tutti i nemici. Un altro era invece l'Olio, il fiume Olio, che quando aveva delle piene
usciva a tal punto dal suo letto da allagare tutto, quindi da fuoco mello vuol dire proprio uscire dai gangheri esattamente come fa il fiume Oglio. Gekei lader, in doepo, in del poler, adesso è so e irangeme. Difatti le corriti in del poler, e dopo dei ciappata a una tutti i quattro di bestiole, al galice, bröte satune insaziabili, avide, poderesse anche far del mal, ma dato che sono un uomo de cœur, me contenterò de portar dello ster che in pignol che ve farà andare con la roaia. D'avrei sempre din grazie. La roaia sono i piselli, però è un nome collettivo e comprende quasi tutti i legumi, quindi piselli, fave, fagioli, ceci. In Lazio, soprattutto a Roma, si utilizza la fusaia, che è proprio la vendita nei cartocci di questi legumi che si mangiano per strada. Dopo il gendai de per fal giupì e del dagami la caressa e dizia che bravo che te se staccia famle ciapà. A pensare che me poi rugo se mai rincursi de negota. O il giupì, l'avrei sviluppata che taga solo la ra e la fa, anche noi lo usiamo anche in italiano, la rava e la fava, vuol dire raccontare tutto, enumerando tutte le verdure dell'orto, in realtà dalla rava alla fava, cioè che il ca e i benole gli era de corde, ma l'ha pensato, che il poer calà le mort, e i morci le mei la sa indo chi è, e la disse negota. Ma quando ieri ha di dormire, tu sei redest, dormire, ma gli sta cilure a fan desda. Pensi che una l'ha avuto il coraggio di dire, sette bore mia, ante regala una bella poia samopelada. Il capita d'eschese, a me lo ur del genere, a de che la gaultö tanè. A me, che sarò quel che sarò, ma gomai tegni la borda ai lader. Robe gna decrete, la borda e la maschera che viene dalla bauta veneziana e che copriva una parte del viso in maniera che le persone non fossero riconoscibili. In questo caso è usato come dire aiutare i ladri a nascondersi, portare la borda, più vuol dire aiutarlo a nascondersi mentre fa qualcosa di illecito. Brauschek, la dice il contadì, te me proprio faccio il piacerù. Allora te la sendà e già tirà via il mel. Siamo arrivati in fondo, domande. Siamo al 23esimo capitolo, capitolo 23. Pinocchio il pians per l'amor della bella scettina di Kei Celeste. Dopo il troi più che la porta sulla ria del lac di sé e lui si butta dell'acqua per salvare sua tata. Appena che il Pinocchio si è sentito desliberare del pis del mel, si è mettito a galoppare come i cani e passare dei porte de Sant'Agustì su per i muri per vespio alla svelta alla casa della fata che sapete era in colle aperto. Quando lei è arrivata in colle aperto, ha salutato in greca per andare a post dove gli era capitata te disgrazie e messa ai pianti la figurazione che il tal piantù dove le era stata cambiata di assassi Mardan Saeglia, le mie stai bu de la cade la scetina di che è celeste. Allora il ghedacin del sangue, bella questa espressione che dire proprio se l'è sentito nel sangue. Che era succedì vergota de brut e faccio sporso più grosso di lui, so ancora in quel pra famoso dove sgavreste trovato qualche sfer, pensate, ricordate le monete. Ma la casina bianca, la ghera più. Al suo posto era invece una fopa piccinina piccinina, con una lastra de marmo piccinina poachela, con su scrice che le parole che. Qui giace la bambina dai capelli turchini, morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio. Ve la si di come le resta mal che il poi riscet, quando dopo tanta fadiga, il gariata lese le sue, al sebetat intera, e dopo degli impieni de basit tutta la tomba, le sciopaffò a pianse. E pianse tutta la noce, l'endacinach fino alla mattina, a casibè che i lacrime gli era finide, e io oramai era soc del tutto. E il vusai setat che i colline lenture ne che fa l'eco, entrata la disia. Oh fatina, la me fatina,
in che maniera sei morta te, che te sera ti sei savia, invece di me che sono seccativ. E metà tanto sarà, ma doi, dimmi il tendo più di troal, che io le sta sempre con lui e la sal più per negot. Fatina, la me fatina, din che la mia ira che te sei morta, se te me le bede il debut, se te che le bea molto fra di lì, torna a far sveglia me che so che disperato, te fui mia compassione che sei per me. Se restiamo assassini, i metterei via un'altra volta al pianto e allora sarò morto per sempre. Cosa vuole che fa? Che si è abbandonata a sto mondo senza almetata che mi prepara da mangiare. Non andrò a dormire di notte. Chi che mi farà su una bella giacchettina nuova? Me crepà allora, me crepà. Se, io le crepà. E lui lì a mettersi detto in dimandi che è, ma siccome che era di lei, algheria propriamente mia, poi. Intanto, le depröv sgulave colom, al se fermat e gadic, se felle despertecce ti. Ed è mia che sono delle pianza a te, al ha rispondito il giupin del fregaso ioc col dedere della manega. Te, ascoltami tanti, l'endacinato il piviu. Conosce mia per caso un mese ai tuoi amici, il giupi che si chiama Pinocchio. Pinocchio ti dice, potama su me, eh? Il colombo, a senti se, sgula zontera a lato. L'era più grosso di pulì, era più grosso di un tacchino. Allora, che conoscere poi il geppetto? Ma certo che conosce, l'è metata. Tal forse di vergò de me porta a trovare, parla e la moì. Tride fa l'era moì, l'ho lasciata sarne sulla sponda del lac di sé. Cos'era il drea fa? L'era drea fabbricare una barchettina per tre al lac, che il por marter, le de più de quattro mische le in giro per il monte a circato. E siccome che è mai riata a trovare, la pensa bene traverso al lac e provare verso Bressa. Quata manca di chi a Sarne? Una ventina di chilometri, 20 chilometri. Oh, caro il me più se che situale. Se le doma perché sto saltano in groppa che te porti me, disettando. Me, ma se so più leggero di una piuma. E senza digna bene se le saltasse la groppa del colombo e che si è mettita scalchina, intata al busà. Trota, trota, cali, che go fressa deria. O colombo la sbulat più al vol che il più dia, fino a toccare il mio col bec. Allora il Pinocchio gagni l'invis de Ardasò. A che l'oltessa che gli era, la ciapata una cura santissima che l'abbra s'affò strecci strecci e il gappio de staccati bras del collo. E ha sgurato toldè. Versira il piviula dice, ma lui che sì che go, e che fa che go me la dice Giupì. Poi allora le mei che si ferme e dopo tornerà a partire. E si è fermata una colombera di bande de carobe, carobio degli angeli che è sulla strada per andare verso Sarnico. In dove ha trovato i caldipie d'acqua e un po' di pastù per gli usei. O Giupì, in tutta la soeta, l'era mai sai cosa al venerdì mangiare il pastù per gli usei perché sente lui, che fa il gomito appena daga, o il gomito è il vomito, non è il gomito, ma che la siralenna mangiata crepapanza. Quando la quasi finita, la dice, avrei mai credito che il pastù di Osei me piacessi setato. Pota Carol Mescet, la fame è talmente bruta che la fa denta buco a quel che me piace mia, o che fa di caprese. Dopo dei mangiare ben benone, e particciamo e la mattina dopo ieri samò a predore. O il Pinocchio salta su del colombo e lui a ringraziare, ma questo l'era sparito senza la salva al tep del digna bao. Ghera söna sarneghera de quelle che fa spavento. Ora, chi conosce i paesi vicini al lago di Iseo, soprattutto nella sponda bergamasca, sa benissimo che la sarneghera è una tempesta tipica di questo lago e prende il nome proprio da Sarnico perché è lì il suo centro, il luogo dove si scatena e fa anche molti danni, tra l'altro, la Sarneghera. Da quelle che fa spavento, e il cielo era giù de nio le nigre come l'incioste, chi sogà ancora sgresso il lac. I rami di piante più grosse sbattia le chiede là e paria tace brasi slongati per brancare la seta, che l'era tutta sulla ria a ardare lontano messa l'acqua e la usava. Cosa è succedito? Ma l'ha domandato il Pinocchio. Pota le staccia in sé, un po' al padre l'ha perdito soccetto e guardassi il calver sbressa, le perché che la fai una barchettina e le sparì. Ma adesso le che il nega con che la sarneghiera che è su.
Mandò la barchettina poche la è di mia. Arda che le là, la gadice una è Giacina, e la fa i vecchi punti messa all'ac con dentro i nomi piccini piccini. Pinocchio, dopo dei guardat coi sol giù de lei, la casa fu il sigol. L'è metata. In talla barchettina, grossa come una missola, un momento andava sott'acqua e un momento tornava a saltafò, sbattita de chiede là di onde dell'acqua in tempesta. Pinocchio, impeso in una corna, non lo vedo più, ecco, al ghedaccia mal sotata e che fa un segno di tornare col fasciolo del nas e col sobretì de molde pa. E forse anche il Geppetto la conoscete, perché poi lui la caffa, il capello e il circade faga capì che sareste tornati in dreo intera, ma il griagna. Tutti in due tracce, che staccia un'ondata talmente grossa che la barchettina le sparita. Tu ci stai lì arda per vedere la mossa al tappo dell'acqua, ma lì la ghera più. Poi invece, gli dice allora i pescadur che era lì, e del dice paterave e gloria, moc moc, i sembi ver cap. Quando faccio poc pas, gli ha sentito i sigol più forte. L'era il Pinocchio, che, saltato della corna, si era buttato in dell'acqua e usava le salval metata, le salval metata. O il giupì, che l'era falso de lei, vista a gala, e lo dà come il pesì. Se il vedia andare sott'acqua e spontafò a mo' de neuf, più bel toppio in accia, ma alla fine se l'è più est. Poi riscette, gli dice a lui il pescadur che era lì, e del di sue pate rave e gloria, moc moc, e andaccia alla sua casa. Siamo arrivati in fondo e adesso vediamo un po' se qualcuno ha qualcosa da chiedere. Qualcosa che non sia chiaro. No, siete diventati bravissimi, capite tutto al volo, bravi, bravi veramente. Allora, io vado al capitolo 24esimo. Ecco qua. Pinocchio arriva a Montisola e trova mola fatta. Pinocchio, con la speranza di salvar sottata, l'hanno dato tutta la noce, e che noce d'inferen che le staccia. La più tempestà, trunate semelgat, e i semeletti era talmente forti che il paria mesdè desciaruti fava. Vers mattina, in mezzo all'ac, gli apparì dete una terra, l'era Montisola, l'isola di Ae Laurentune. Lui poi riscè la faccia de tot per riaga la rampalà. Finalmente un'ondata più grossa di oltre la gadaccia sbutù e la sbattisse la ria de sta isola. Meno mal che l'ho scampata a sta volta, l'ha pensato il Giupì. Intanto genissere è tornato sul e l'Ackler sta lì piat come lui. Allora capo i vestiti in brombecci e mette lì a asciugare sul prato. Guardate che sono bellissime queste cose. Allora, i vestiti erano di carta, come potessero essere ancora intatti benché bagnati, nessuno lo sa, ma per Pinocchio va bene così. E gli dà da singir per vedere per caso l'acqua, se per caso c'è l'acqua, per sfigurare che la tal barchettina. Ma è snegota. Se sai almeno in che paese che sono andata a finire. Se che si è schergu, chi gölbe e mia chi volete cambiare sui piantù. Ma chi potreste domandare se che in giro mia anima? E l'idea che restes per l'un due paesi che conoscia mia, la mettita addosso una biligornia, quindi una tristezza, una malinconia. E le rasamodre per pians, quando mia tal de lontà della ria, la essa passava il pes, bel grosso, che l'indà per i suoi affari col co de fo dell'acqua. Allora ti la chiama. Lui, sul pes, al sente una parola in piacere. Perché no? T'ha rispondito il pes che l'era una tenca de che le grosse, una tinca. Me digas el mia sen che il país che per me verbota sota i dec senza pericolo de borlaga in bocca ergu? Ma certo, che è un bel posto proprio che mi è tanto lontano. E come fai a là? Sciapa che la stradella lì e va sempre dreccia. Al me diga uno per lavoro. Lui che gira per un latte tolde. La mia è per caso una barchettina con dentro il metata, me? E chi saresse molto tata? È il padre più buono e più bravo del mondo e messo c'è più cattivo di tutti. Con la sarnelliera di stanotte la barchettina la sarà andata a fondo. E il metata?
de che l'ura che la brasa mobile maiat, o l'us che le inita stare che le bande che per farmi stremi no terpes. E il grossi sto l'us. Ostraga se le gros, la rispondì la tenca. Arda, per fatemi un'idea, te dighe che lei più gros du palarde si pia. El ga una bocassa tal larga e fonda che passerei det in trec oltre niner del B con tutte i so gallerie. Ma voi, la dice il Beratì, e saludata e ringraziata la tenca, la spesegata andò verso il paese. Ma ci bordelil se girava per la pura che corres gre, che il tal nus col treno in bocca. Dopo dei camminati bel toc, le riate in centro a Montisola, che l'era anche chiamata l'isola di Ae Laurentune, perché in sua strade era piena di impegnata a fattoci mestiere del mondo, senza mai posare chi che corria de che, chi che corria de là, sgheriatro al vagabondo o Lasarù, gnacca pagare. Oh, bene che capit, l'ha tontognato il Pinocchio, che è il paese che mi fai per me, a sarò mia sì per l'auradi o te me ne. Intanto, era una fame che perché oramai era passate più di 24 ore che metti in bocca negozio, gnacca studio sei. Cosa più dia il fa? Che sta giusto, du la urde catafò per riscammare mei. O domanda de Laura o circa su. A circa su però l'era in vergogna, perché è sotata al ghera facci imparare che è appena i vec chi per circa la carità. I vec e i malacci, che gli ione a sto mondo, chi è più bu per anzianità o malattia, de guadagnare soltanto la fatica di sobrarsi. Tu ci oten i galdo er de Laura, e si Laura mia e i pates la fam pes per lui. Questi sono gli insegnamenti di Geppetto, ma vedremo che il nostro burattino proprio non li tiene in considerazione, non li fila per niente. In quel frattempo al passo il nome tre battite sudur, che bello questo tre battite, addirittura 3 volte battuto dal sudore, che tirà des per lui do carete piene de carbù. Pinocchio, che al prim vedel agli apparito bravo, ma se agli andarci incontro col cobas e gadic sottaus. Al me faghe la carità di una palanca, sondre che me vede fam. Tendo quate, se te me aiutate a tirare che le do carette che. Me meraviglie de u che me si pare più bravo om, ha rispondito il giupì, che si era quasi offendito. Me, per vostra norma e regola, o mai fai l'asen, o mai tirar la careta, né me. Me per te, abbia dicho il carbonero. E allora, se te gay se fam, te a sodo fete della tosse perdia e maele. Delle mie età, passa poi Miranur con 6 spalle e si del piede calcita. Ma deve essere una palanca che non può che sbadaclà della fam. Sbadiglià e sbadaclà sono esattamente la stessa cosa, e sbadigliare. Ma certo, se tegna con me a portare la calzina, tendo sì che vi non ede. Oh, ma la pisa la calzina, ne? E me ho mia tante fadiga. Se te mia fa fadiga, non ti vedo più, se tu mia fatica, vai in a sbadigliare o valores. Insomma, in una mesuretta che sarà passata po' di più di 20 persone e a touch al gas il la carità, tanto per mettere in pratica gli insegnamenti di Geppetto. E touch, gna più gna meno, i gare spundi, che mi vergogna, invece di intangire a fare l'andru, va a lavorare e guadagnare il che le metti. L'andru e la zaru, anche in questo caso, sono la stessa cosa. Slandru però trova delle parole similari anche in altri dialetti. Per esempio, nel fiorentino, per dire di una ragazza che non svogliata, che non ha voglia di far nulla, si dice cialandra, che ricorda bene il nostro Slandru. Finalmente passa delle una doneta che l'ha portato a brocche piene di acqua. Poderes mia biffò della osta ula, sciuran, pieser, la ula è la olla, cioè la brocca. L'ha domandato il giupì che gagne fastidio della sì, cioè che si sentiva mancare. Biff, fino a che te sei giù, magari spondillende e metti in terra i brocchi. Dopo dei bei compagni di una serba, bella questa, la serba è ancora, è il sorbo, è un albero, una pianta per la verità. E si dice che il beef compagno di una serba, si dice anche per quelli che si ubriacano, vanno all'osteria e bevono troppo, perché il sorbo ha bisogno di molta acqua. Il giopì la barbotata. Adesso che doppio sit, mi piacerebbe salire di ogni fama. Allora la fornì la gadice.
se te me volete da portare una di quelle dobrocche che finaca, te darò il bel tocchel de fa. Pinocchio guarda il doule, ma le disse una gota, è colpa, te darò il bel piatto de broccole che un dide con l'ole, così. Pinocchio, sito. Pensate a che differenza c'è tra le merende che diamo noi ai nostri bambini adesso e alla cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto. E con la broccola te darò poco il bel confetto piede rosolio, questo ci sta. Pinocchio, senta parlare del confecce e del rosolio, gli è più riata tennis e la dice per seas. Pazienza, ve porterò la brocca fino a casa. Sto ula la pisà fino a mai e Gepì che gheria mia portava coi ma la metti da sul co. Dopo de esriace la punnì alla fai senta sua tavola e la metti denac la broccola col pa e poi il suo bravo confetto. Pinocchio, che era proprio famà, a momenti gli strassasse dalla toaia, dalla foga. Per la verità, noi strassa la toaia lo utilizziamo anche dopo un pranzo di nozze per indicare quel pranzo che viene successivamente con tutti i parenti, successivamente all'autentico pranzo di nozze. Si dice andò a strassare la toaia, che ha anche un significato Öle Ndainac, che differenza c'è, mi si chiede, tra Öle e Ndainac? Ha dimenticato Nda, Pinocchio diceva Öle Ndainac, voglio andare avanti, e Vainac vuol dire vai avanti. Inac e inac sono la stessa cosa, possiamo scriverlo come vogliamo. In avanti. O sostome apparì una caerna. Dopo di scriverla, la finalmente tirasse il co per ringraziare la buona donetta. Ma l'era mia momia finita ardaga ben c'era che la casacco il sigol de sbalur di me e le restacco io ci spalancaccio e la bocca aperta tutta stretta de pa e broccola. Cosa che po? La gadicin del grigna alla donetta. Papà, perché a me me pare, ma se adesso sicuro Gifi stesso il stesso che è celeste compagno del lei, oh cara la mia fata, disim che si proprio fin pian più, se sa esse, o pian zittate potà, e del disse Pinocchio luciamo come una fontana, e betà zontera, agli da abrassa po' isenöc, da che la buna fornì. Bene, arrivati. Domande. Se non avete domande, leggiamo. Niente, chi vuole provarci? Chi vuole provarci? Dai, dove siete tutti? Possiamo anche fare qualcosa indietro, se non vi sentite di cominciare con questo. Ma io se posso provo. Certo. Sono Dimmi. Lucia Angeretti. Bravissima. Via, dove? Ma dove vuole lei, professoressa? Allora, torniamo indietro all'inizio di quest'ultimo capitolo. Va Va bene, bene. Matteo? Grazie. Adesso arriva, Eccolo qua. Pinocchio arriva a Montisola e il troamo la fata. Pinocchio, con la speranza di salvare sottata, l'hanno dato tutta la noce. E che noce d'infern che le stacia, la piuit tempestat trunate e semelgat, e il semelec gli era talmente forte che il paria mesde del sciarucchi fa. Vers mattina in messa all'aca che parite ed una terra. L'era Montisola, l'isola di Ae Laurentune. Lui poi ricet la face de tot per riaga a rampalà. Finalmente un'ondata più grossa di oltre la gadac sbutù e la sbattit sulla ria de sta isola. Meno mal che lo scampada a sta olta, l'ha pensato il Giopì. Basta, fermiamoci, traduciamo. Perfetto. Pinocchio arriva a Montisola e trova ancora la fata.
Pinocchio, con la speranza di salvare il suo papà, ha nuotato tutta la notte. E che notte infernale è stata! Ha piovuto, tempestato, suonato, lampeggiato e i lampi erano talmente forti che sembrava mezzogiorno dal chiarore che facevano. Verso mattina in mezzo al lago gli è sembrato di vedere una terra. Era Montisola, l'isola delle api lavoratrici. Brava. Lui, povero bambino, ha fatto di tutto per riuscire ad arrivare là. Finalmente una ondata più grossa delle altre gli ha dato una spinta e l'ha sbattuto sulla riva di quest'isola. Meno male che mi sono salvato anche stavolta, ha pensato il gioppino. Basta. Qualcun altro, bravissima, bravissima. Grazie. Provo io, forse. Chi sei? Antonella. Bravissima Antonella. Aspetta che ho perso il filo. Finalmente un'ondata più grossa, giusto qua? È un po' più sotto. Intact e Ah, Nissere. scusa, certo. Intanto gli essere e che è tornato il sul, O sul. e il lac le restate le piat come l'ule. Allora cafo i vestiti in brombec e mette le asciugar sul prato. Elghe da ardas in gir per ve se per caso sull'acqua al poter sfigurare che la tal barchettina, ma la es negota. Se saes almeno in che paese che sono andata a finire, se che saes che ergu chi che la parte più difficile. Non è difficile. No, se che saes che ergu che olbe che olbe a stet e mia chi vuol te cabia sui piantù, ma chi poteres domandaga se che in girnia anima? Che li, È l'idea che che... li, che l'idea che des desperlun du país che el conoscia mia, la camettita dos biligornia e le rasamodrea per pians, quanto, mietà de lontan della ria, la es passà u pes bel gros che l'indà per il suo affare col co de fo dell'acqua. Ol Bravissima. voratit, Basta, basta. basta, dunque, allora, intanto è venuta sera. No, è venuto sereno. Scusa, scusa, ho perso il filo. Intanto è venuto sereno ed è tornato il sole e il lago è rimasto lì piatto come l'olio. Allora ho tolto i vestiti in Soglie, brubbecchi, sì. belli bagnati, e li ho messi lì ad asciugare sul prato. E continuava a guardarsi in giro per vedere se per caso sopra l'acqua si potesse vedere quella tale barchettina, ma non vedeva niente. Se sapessi almeno in che paese sono andato a finire, se sapessi Se ci fosse, se se ci fosse qui qualcuno che volesse bene ai bambini e non che li volesse attaccare via sui piantoni, ma a chi potrei domandare se non c'è in giro neanche un'anima? L'idea di essersi disperso in un paese che non non conosceva. disperso, fermati un secondo, non disperso. Desperlu vuol dire da solo. L'idea di essere da solo. L'idea di essere, grazie, da solo in un paese che non conosceva, gli ha messo addosso una tristezza, perché avevi detto tristezza, sì, una tristezza ed era già quasi pronto a piangere quando, non tanto lontano dalla riva, è passato un pesce molto grosso che andava per gli affari suoi con la testa fuori dall'acqua. Bravissima, bravissima Antonella, Mica bravissima. grazie. Un altro, dai.
Ma bravi che siete, ma una prima lettura, ma siete proprio bravi. Dai, qualcun altro? Professoressa, posso provare io? Brava, certo. Purtroppo durante la settimana non ho molto tempo di leggere, quindi ne approfitto un po'. Certo. Olborati, l'alciama, lui Mm. sur pes, alla sente una parola in piacere. Perché Allora, no? Ah, fermati, Rossana. Allora, lui c'è una dieresi. lui, Lui, sur pes. Al sur pes, sente una parola in piacere. una parola in piacere. Perché no? La rispondi al pes che l'era una tenca di quelle grosse. Mediche... È difficilissimo per Gamasco. No, non è vero. Mediche mia, senza Non il... mi Come? non mi direbbe, Non mi vedi che ricordo. Damasco sembra un dialetto così, in realtà ha tutti i tempi dei verbi. Questo è un bel condizionale. Mi direbbe, per favore, non mi direbbe se in questo paese. Ecco, avanti. Mediche mia, senza il paese che se più me vergota sota, i dec senza pericolo de borgalà in bocca a ergu. Ergu? Good. Ergu? Brava. Ma certo, il bel post proprio che mi ha tat de lonta. C'è lontà, c'è un No, accento. lonta, ma con gli accenti. De lontà. E come sa fai a riala? E come Stapa, fa? e come Ciapa? sa stapa che la stradela le sva sempre drecce. Brava, dai, torna a Ah, te. ok. Devo tradurre? Sì, Olberatilla Ciama. Il burattino chiama il pesce, insomma, lo chiama. Lui non so cosa. Lui, Lei, lei, lui? ti dà del lei. Lui, Ah, sciupa. lei? Ah, di lei. Lei, signor pesce, ha sentito una parola per È un congiuntivo. Al sente una parola. Sente una parola per piacere. Perché Mm, no? Gli ha risposto il pesce che era una tinca, con su cosa sia. sì, Una una tinca. tinca, Una? un pesce di lago. Siamo al Ah, lago, è un eh, pesce di da- lago. dalle chele molto grosse. Mi No, 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 direbbe, eh? no, 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 no. Lo sa, chele le che, grosse. le chele in bergamasco noi non sappiamo neanche cosa sono, ma chele, c'è un accento, vedi che c'è un accento grave? Belle. Chele Sì. grosse, vuol dire una tinca di quelle grosse. Ah, ok, ok. Allora, gli ha risposto il pesce che era una tinca di quelle grosse. Mi direbbe se questo paese ehm, Si c'è, può, si si può, può, si può mettere vergota, non so cosa sia. qualcosa, E si può mettere qualcosa in bocca, senza pericolo di cadere, entrare- eh? di cadere, Di cadere nella bocca di qualcuno? brava, oh, Ma certo, c'è un bel posto proprio qui, che, qui, qui, mm, qui, no, tanto lontano. Mia tadde lontà, non tanto non lontano. tanto lontano. Ah, Mm, mia, come viene tradotto? Non? no, Ah, allora, c'è un bel posto qui, non tanto lontano. E come si fa ad arrivare là?
Mm? Prendi quella strada, quella stradina e vai sempre dritto. Brava, oh, ma brava Rossana. Guarda che è una prima lettura, va benissimo, sei bravissima davvero. Non è mica semplice, eh? Allora, Grazie. qualcun altro per piacere. Posso? Certo, chi sei? Sono Francesca. Francesca, Al me dighe un'altra lau. Luca gira per il lago tutto il giorno. La mia è per caso una barchettina con det o il metà, ne? pianino. Allora, lui Ok. lei che gira per il lago tutto il giorno. La mia è avanti, ma La vai mia piano. è... Sì, la mia è per caso una barchettina con det o il metà, ne? E chi sarebbe il totata? Mhm. Lei è il padre più bu e più bravo del mondo e messo l'iscet più cattivo di tutti. Mm. Con la sartenghera di stanotte la barchettina la sarà andata a fondo. Allora, E il fermati, metà? Francesca, fermati. Con la Sarneghera, quindi dal nome Sarni, Sarneghera. abbiamo Sarneghera. Avanti. Ok. Con la sarneghera di stanotte la barchettina la sarà andata a fondo. E il metà? Di che Laura che l'avrà bello maiato l'os che le ignit a sta di che le bande che per perché fam istermi no terpes. E grossisto los E ostrega grossi se li gross Mm. le grossisto los ostrega se le gross. Ah, La rispondite la tenca. Arda per paten una idea ti dica che le più grosse di un ti dica che le più grosse di un palazzo di sic pia i lega una bocazza tan larga i fonda che passeres det interess oltre ni nov non so, del B con tutte i suo galleria, del B con tutte i suo gallerie. fermati. Ok. Andiamo a tradurre. Ma vado avanti? Va bene. No, traduciamo, torniamo Ok. per la- Andiamo. Allora, Mi potete dottoressa, tornare? Grazie. Allora, dica ok, un'altra mi dica un'altra cosa. Lei che gira per il lago tutto il giorno, non ha per caso visto una barchettina con dentro con dentro mio padre? Per favore, non è. E chi sarebbe suo padre? È il padre più buono del mondo e io più buono e più bravo del mondo. E io sono il bambino più cattivo di tutti. Mm. Con la sarneghina di questa notte la barchetta sarà andata a fondo. E il mio papà A questo a quest'ora l'avrà bel che mangiato il losse, che è un pesce, giusto? Lusso. È un luccio, ah, ok. L'avrà bel che mangiato il luccio che è venuto a stare da queste parti, che fa spaventare tutti noi pesci. Mm. È grosso questo luccio? Sì, è grosso. Cavoli, sì, è grosso. Ha risposto la tenca è un altro pesce. Il? Scusi? La tinca. La tinca, ok, la conosco. Guarda, per farti un'idea, ti dico che è più grosso di un palazzo di 5 piani, che ha una bocca tanto grande e profonda che ci passerebbe dentro anche il treno nuovo, vabbè, il tram nuovo di Albino con tutte le sue gallerie. Va bene, perfetto.
Brava, brava, brava. Da dove arrivi, Francesca, tu? Da Zanica, però vivo a Londra, quindi un po'. Ma parlavi bergamasco quando eri a casa? I miei genitori sì, però io no, mai. Quindi Però è stato il primo approccio. Sì. sei brava. Allora, io mi accorgo che tu parli correntemente la lingua inglese perché quando vedi la C attaccata all'H dici trecch. No, in bergamasco C più H fa C dura, in trek. Va bene? Come tedesco, allora. Va bene. Allora, avanti, bravissima comunque, brava Francesca, molto brava. Dai, qualcun altro? Posso io? Certo, chi sei? Monica. Monica, esatto. Allora, Dai. Madoi la dice il Boratì e saludata e ringraziata la tenca, la spesegata andà verso il paese. Ma tu ci bordelì, il se girà per la pura che corres dre, che il tallös col treno in bocca. Dopo dei camminati bel toc, le riati in centro a Montisola, che l'era anche chiamata l'isola di Ae Laurentune, perché le sue strade gli era piene di gente impegnata a fatoci mestier del monte, senza mai posà. Chi che corria de che, chi che corria de là. Sgheria a trovare i vagabond o i Lazarù gnaca pagai. O belle che capit, l'ha tontognato il Pinocchio, che è il paese che le mia faccia per me, a soromia nasit per l'aura di ultime, ne? Intat, alghera una fam de chele, perché ormai era passate di più di 24 ore che il mettia in bocca negot, gnalpa studio osei. Brava, fermati, bravissima. Allora, traduco. Mhm. Madonna, Madoi, vabbè, Madonna, ha detto il burattino e salutata e ringraziata la Tinca, ha faticato ad andare verso il paese. No, Pessegat vuol Segat. dire in fretta, Ah, si ecco. è affrettato. Ah, ecco, perfetto, grazie, non sapevo. Ma a tutti, in tutti i in tutte le vie si gira, bordelli, a tutte le vie si girava per la paura che gli corresse dietro il Lucio. con- Monica, Sì, ma a tutti i rumorini, bordel è rumore, bordelì ah, è... ok, ok. Ma tutti, A tutti, quindi i rumori, bordello, certo, bordellini, sì. A tutti i rumorini si girava per la paura che gli corresse dietro il Lucio con il treno in bocca. Dopo aver camminato un bel pezzo, per un po', insomma, è arrivato in centro a Montisola, che era anche chiamata l'isola delle api lavoratrici, perché le sue strade erano piene di gente impegnata a fare tutti i mestieri del mondo, senza mai riposare. Chi correva di qua, chi correva di là. Scheriato, non si riusciva nemmeno a trovare un vagabondo, un lazzarone, neanche a pagarlo. Ho ben che capito, ha detto Pinocchio, ha tontognato Pinocchio, eh, titolato. che questo paese non è fatto per me, non sono nato per lavorare io, vero? Bene. Intanto aveva una fame di quelle perché erano già passate più di 24 ore che non metteva in bocca nulla, neanche diciamo, il mangiare per gli uccelli. Benissimo, molto brava, molto molto brava. Qualcun altro? Bravi, Maria. Chi prova? Cosa più di fa? Siete andati a finire tutti. Dai, su, un po' di coraggio. Dai, su. Non mi sentite? Non sentite bene? Non ci credo, dai.
Dimmi qualcuno che... vai Narciso, vai tu, dice... Luciano Armati dice che non riesce a intervenire, mi dispiace, io non so come aiutarvi. Narciso, ha voglia? Sto facendo io, perché non riesce a intervenire Narciso, sto caspita. cercando, gli sto rispondendo. Mi dispiace. Allora, qualcuno... Vediamo se riesce a risolvere, nel caso, vabbè. No, è perché non gli dà l'accesso, non è così semplice. No, mi dicono che non è così semplice, Rossana. Ok. Vabbè, intanto che voi ci pensate e qualcuno si fa avanti, vi dico che io ho visto un po' dei vostri elaborati, che sono tra l'altro perfetti, perché io faccio pochissime correzioni. Solo però vi ricordo che c'è una bella differenza per noi bergamaschi fra la O con la dieresi, che diventa E, e la O con l'accento acuto, che diventa U. E allora vi dico, cœur, cuore, non è cor, che è correre. Così come voi usate la E la E scambiandole fra loro, ma non è esattamente così. Pel, cioè pelo, la mia pel, che è pelle. Da noi bergamaschi siamo molto pieni di accenti, bisogna stare un pochino più attenti, ma va bene comunque, tanto li correggo io gli accenti. Ma quando leggete, magari fermatevi a guardare come sono messi. Per esempio, prima Rossana, Chele l'aveva preso per Ele, che in bergamasco non esiste. Qualcun altro che riesce a farsi sentire? Professoressa, posso parlare io? Posso leggere io? Esattamente, bravissimo, bravissima, anzi, certo. Cosa più di... Posso. Cosa può dire fa? Che sta giusto due urde catafò per scampare la mei o domandare della ura o sil cassò? Eccola dietro. Ecco. A circa so però, l'era in vergogna perché il suo tata gli era faccio imparare che gli è appena i bec chi può circa la carità. Sì. Peul. C'è la dieresi. Sì, non riesco tanto a distinguerlo in effetti. Bisogna andare piano, vabbè. Avete ragione, ci mancherebbe. Va bene, sono qui apposta, Va bene, proviamo. I bec e i malac. I bec e i malac, ok. Che è Jönek, a sto mondo, chi è più bu per anzianità o malattia, de guadagnas o il pa con la fatica di sobras. Toci ioter, i ga il doer de laura e Brava. si laura mia e il patés la fam pes per lur. Brava. In quel frattempo al passa un om tutto trebatit de sudor che il tirà desperlu desperlu mi dica professoressa io lo dico bene desperlu va bene l'esperlu do carette piene di carbù questa do e tu hai pronunciato do invece ha un accento grave e quindi si dice do carette piene. Do ragione, do carette piene di carbù. Ho capito, è vero, è vero. Pinocchio, che al prim vedel,
Mhm. Alghe paritu brau masset, alghe Bravo. andace incontra col cobas e il gadic su taus. Al me faga la carità de una palanca, sodre che muore de fam. Brava. Tendo quater, sete me otet. Ötet. Ötet. A tirà che le do carete che. Ah, Me, me meraviglie de u che me si paritu brauom al gare spundito Giopi che il sera squasi offendit. Me, per vostra norma e regola, ho mai face l'asen, ho mai tirato la careta, ho mai tirato la careta, né? Me. bravissima. Via, torniamo indietro e traduciamo. Ok. Allora, cosa poteva fare? Gli restava giusto due cose da scegliere per tirare, per campare alla meglio. O domandare, o cercare di lavorare, o chiedere di lavorare, o chiedere la carità. Brava. Ma cercare la carità però era un po' in vergogna, si vergognava perché il suo papà gli aveva insegnato che solamente i vecchi, solamente i vecchi possono cercare la carità, i vecchi e i malati, che sono gli unici a sto mondo eh, che sono Non sono più che non sono più buoni per anzianità o malattia di guadagnarsi il pane con la fatica delle proprie braccia. Tutti gli altri hanno il dovere di lavorare e se non lavorano e patiscono la fame, peggio per loro. In quel frattempo passa un uomo tutto tre battite de sudur, tre bagnato, volte. talmente bagnato che è bagnato 3 volte. Ah, bagnato tre volte, tre volte bagnato. Bagnatissimo. Di sudore che, che tirava da solo due carrette piene di carbone, da solo. Pinocchio, che a prima vista gli pareva un bravo ometto, gli è andato incontro con la testa bassa e gli ha detto piano piano, mi faccia la carità di un soldo, di una palanca, vabbè, di un soldo. Sì. Sto morendo di fame. Te ne do 4 se tu mi aiuti a tirare queste due carrette. Mi meraviglio di voi che mi siete parso un bravo uomo. Gli ha risposto il burattino, che si era quasi offeso. Io, per vostra norma e regola, non ho mai fatto l'asino, non ho mai tirato la carretta io. Basta, eravamo arrivati qua. Meglio per te, la dice il carbonero, vabbè. Signori, io credo che siamo arrivati, grazie, bravissimi. Credo che siamo arrivati alla fine del nostro incontro. Sono molto molto contenta di voi, siete proprio bravi, ma proprio bravi, davvero. Grazie. Per me Grazie a lei, prof. Grazie a lei. Queste sono proprio soddisfazioni. Grazie a tutti, ci vediamo la prossima volta. Alla prossima. Grazie. Buona Ciao. settimana a Ciao. tutti. Arrivederci. Buonasera. Ciao. Buonasera a tutti. Valeria, voglio sentirla. La prossima volta. Ciao Valeria. La prossima volta. Buona serata a bene. tutti. Ciao. Grazie. Buonasera. Siete bravi tutti, ma io dico brava in particolare a Rossana perché, poverina, alla fine Certo.
Grazie, prof. L'anno prossimo mi trasferisco a Bergamo. Brava, oh, Tutto va bene. vedrà che bella cosa. Tutti Grazie. Grazie a bravi, sì. voi. Brava. Ciao. 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 Ciao, ciao, buonanotte, ciao. Buonanotte.